Quattro padovani in trappola dopo una folle fuga in zona Vicenza Est. È una scena da film d'azione, quella che si è consumata ieri mattina sulle strade del capoluogo berico. Una volante della Polizia di Stato nota in Viale della Pace un'auto di grossa cilindrata con targa francese che procede in modo sospetto. A bordo quattro giovani. Quando gli agenti tentano il controllo, il conducente accelera improvvisamente e si dà alla fuga. Ne nasce un inseguimento ad alta velocità lungo le principali arterie che collegano la città al casello di Vicenza Est. Per quasi 5 chilometri l'auto dei fuggitivi sfreccia nel traffico mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni, inseguita dalle pattuglie della questura. Sirene spiegate e frenate, con la polizia che con professionalità non mette a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. La corsa finisce al casello autostradale. Nel tentativo di forzare la barriera, i fuggiaschi si schiantano contro un furgone fermo al pagamento del pedaggio. L'impatto è violento. L'auto resta danneggiata, ma i quattro occupanti riescono comunque ad uscire dall'unica portiera rimasta funzionante e a fuggire a piedi. Scatta immediatamente la caccia all'uomo. Volanti e squadra mobile setacciano la zona e mezz'ora più tardi individuano i quattro mentre cercano di nascondersi all'interno di un edificio abbandonato. Per loro la fuga finisce lì. Si tratta di quattro giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti in provincia di Padova. Per tutti scatta l'arresto in flagranza, disposto e subito comunicato al pubblico ministero di turno. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso.